Ciao a tutti amici di Matto Scacco, ben ritrovati, vediamo subito una nuova interessante partita. La partita in questione è stata giocata di recente al campionato svedese a squadre. Con il bianco abbiamo il maestro Fide Eklund e con il nero il grande maestro spagnolo residente in Svezia, Bejon Lopez. La partita è iniziata così, quindi d4 c4, cavallo f6, ma qui il nero ha giocato una mossa molto strana, molto particolare, che realmente è un po' fuori, va abbastanza fuori dagli schemi, perché tutte le mosse in apertura, noi apriamo un libro di scacchi oppure ascoltiamo un qualsiasi maestro, tutti consigliano di cercare di conquistare queste 4 caselle centrali, ma il nero gioca a 6 e chiaramente si potrebbe interpretare così. Magari nero vuole cercare di portare l'avversario in una posizione strana, una posizione nuova, magari creare delle complicazioni, forse a volte cercare di fare b5, ma qui il bianco non si tira indietro, considerando questa mossa 6 chiaramente come una perdita di tempo, e allora decide di reagire nel migliore dei modi. Ricordiamo che un attacco laterale corrisponde un attacco al centro e viceversa, quindi in questo caso se il nero vuole prendere spazio al lato della scacchiera, va bene, il bianco non fa altro che cercare di fare una spinta in E4 per conquistare il centro. Quindi il nero continua la sua strategia. In questo momento, giocando E4, diciamo che il nero potrebbe proseguire così: cambia al centro, la regina cattura, quindi il cavallo si sposta. Indipendentemente dove vada la regina bianca, probabilmente 3 immagino sia la possibilità, la scelta più corretta. Questa qui è una posizione che poi rientra in una variante della siciliana, ma in partita non è andata così, perché dopo c5 il bianco ha deciso di spingere conquistando spazio e il nero fa un'altra mossa strana. Diciamo, definirei questa mossa molto particolare, perché è chiaro che il bianco è riuscito a prendere più spazio e il nero vuole decidere di chiudere il centro con rapidità. E questa scelta poi vedremo che non è stata la scelta corretta. Una mossa più logica senz'altro E6 per interrogare questo pedone D5, con l'idea che dopo un possibile cambio, se il bianco catturerà col pedone C, giustificare la mossa 6 cercando di fare B5. Chiaramente in queste situazioni, quando cattureremo al centro, ci sono sempre delle intermedie molto fastidiose da tenere sotto controllo, tipo questa. Questa attacca il cavallo si sposta, e allora poi il rischio che il bianco prenda il controllo totale del centro. Allora questa è una situazione che dovremmo senz'altro evitare. E allora, prima di giocare 6, che senz'altro considero una delle mosse migliori in questo momento, è necessario fare d6. Quindi d6, eventualmente s4 e 6. Ok, la partita prenderà tutt'altra piega rispetto alla partita giocata. Quindi in questa posizione il nero ha deciso di giocare 5, il bianco e4 per conquistare il centro, e il bianco semplicemente conquista il centro sviluppando i pezzi e cercando di creare un gioco abbastanza semplice. Quindi cavallo c3 riesce in questo, e alfiere 7, alfiere 3, arrocco. E adesso il bianco, che ha più spazi al centro, decide di non tirarsi indietro, considerando la chiusura del centro del nero un po' troppo rischiosa. Quindi gioca il suo piano, donna di 2, con la chiara intenzione di arroccare lungo, e poi saremo in una situazione con arrocchi contrapposti, dove chiaramente chi prima riesce ad attaccare con i pedoni e a portare i pedoni in avanti, prima riuscirà a prendere l'iniziativa. E allora il nero deve reagire, perché se il nero giocasse mosse semplici e non so, magari sviluppare questo cavallo in d7, è vero che il cavallo è stato sviluppato, però chiuderà la diagonale al proprio alfiere di case bianche. Allora qui il bianco, senza pensare molto, probabilmente arrocca a lungo e inizierà a portare i suoi pedoni in avanti. Immagino che sia abbastanza difficile per tutti giocare una posizione, una partita dove dovremmo difenderci abbastanza spesso, e quindi allora il nero gioca cavallo e 8, cavallo e 8, con l'idea di avere un minimo di controgioco sulle case nere, e cosa molto importante, cercare di fare questa spinta in F5 che spesso darà controgioco. Ricordiamo una regola non scritta, definisco così, una regola non scritta del gioco degli scacchi scusate, che in medio gioco, quando individuo un pedone più avanzato, quindi in questo caso il pedone in E5, così come il pedone in C5, una strategia è sempre quella di affiancare il pedone. Quindi qui senz'altro F5 è un piano interessante per il nero, così come il piano di fare B5. Però in questo momento cavallo E8 non vuol far ben capire se il cavallo si sposta in E8 direzione C7 per sostenere B5, oppure la più classica spinta in F5. A questo punto il bianco gioca alfiere di 3, l'idea è chiaramente mantenere uno sguardo, un contatto su F5 per cercare di ritardarla.
entrambi sviluppano i cavalli. A questo punto G3 la mossa della partita. G3 devo dire che è una mossa che mi ha sorpreso, e l'interpretazione che do è che chiaramente ha soltanto un'idea. L'idea quale potrebbe essere? Magari qualcuno pensa che si voglia fare F4, però l'idea del bianco in realtà è quella di lanciare, portare in avanti il prima possibile il pedone H. Ok, qualcuno potrebbe fare questa considerazione: beh, di fatto il bianco porterà il pedone H, però questo pedone H non avrà un gran futuro. Diciamo che in questa posizione si gioca anche per la conquista dello spazio, quindi se il bianco vuole portare questo pedone H il più possibile in avanti, magari direzione H6, e poi il nero deciderà di chiudere la posizione, il bianco resterà sempre con più spazio e quindi avrà sempre un gioco più comodo. Una mancanza di spazio, una conseguenza della mancanza di spazio, è chiaramente un vantaggio materiale. E il nero continua il suo piano, G6, probabilmente l'idea è quella di fare F5, ma il bianco non si tira indietro, quindi H4 senza pensare molto, mossa aggressiva. Chiaramente l'idea è giocare H5, quindi aprire la colonna H e puntare immediatamente il re del nero. Cavallo G7, l'intenzione è chiara, quindi bisogna cercare di fare F5, e H5 il bianco continua per il suo percorso, un po', diciamo, non dando molta importanza alle mosse del nero, continua la sua strategia. In questo momento le continuazioni del nero potrebbero essere due. Diciamo che questo pedone H sicuramente deve essere eliminato dalla scacchiera, e in partita è stato catturato con il cavallo, però vediamo un po' cosa potrebbe accadere se venisse catturato di pedone. Diciamo che qui il bianco proseguirà più o meno come in partita, quindi il re al sicuro è fondamentale per poi cercare di aprire la colonna H. Ad esempio una mossa come G4 potrebbe essere importante per attaccare rapidamente il re del nero. Un'altra mossa che mi viene in mente, merita attenzione, però chiaramente bisognerà dare uno sguardo alla difesa, soprattutto quando rocchiamo lungo, è alfiere H6. Perché bisogna dare uno sguardo alla difesa? Perché su alfiere H6 magari il nero fa una mossa qualunque, tipo torre B8 per fare B5, noi rocchiamo lungo perché abbiamo detto è importante avere il re al sicuro, e il problema potrebbe essere che prima o poi magari il nero potrebbe avere un controgioco con una mossa che non ci aspettiamo, tipo alfiere G5, attacco donna, dietro la quale si trova il re. Quindi questo è un tema tattico da tenere sotto controllo, ma per come è andata la partita il bianco sembra un giocatore molto dinamico, quindi tornando al punto in cui è spinto in H5 sembra che abbia realmente tutto sotto controllo. Quindi la presa col pedone H in realtà non dà tantissimo controgioco al nero, e quindi il grande maestro spagnolo decide di catturare col cavallo. Quindi cavallo per H5, e l'idea è chiara: voglio fare G4 da bianco per aprire la colonna, e allora a questo punto arrocco lungo. Se intendi migliorare la comprensione del tuo gioco, allora vienici a trovare all'interno dell'Accademia di Matto Scacco. Dopo arrocco lungo che cosa accade? È il momento di reagire, perché se il nero pensa troppo alla difesa perderà. In realtà col senno di poi probabilmente doveva migliorare la posizione molto molto prima, perché adesso il bianco, o meglio il nero, scusate, ha giocato appena adesso B5 con l'idea di sacrificare un pedone, ma l'idea è realmente quella di aprire degli spazi. B5 serve per distrarre magari i pezzi del bianco dall'azione contro il re del nero. Quindi ad esempio in questa posizione è vero che il nero ha dato un pedone, però questo pedone che il bianco ha catturato darà il tempo di cercare un controgioco, ad esempio donna 5, alfiere A6, sono tutte mosse che darebbero comunque al nero un po' di controgioco. Infatti tipica situazione con arrocchi contrapposti. E allora a questo punto il bianco non deve tirarsi indietro, quindi continua il suo percorso, G4, mossa abbastanza forte, guadagniamo un tempo sul cavallo che dovrà andare indietro. A questo punto cavallo G3, siamo già pronti a creare le prime minacce. Arriva la donna insieme alla torre, coordinazione sulla colonna aperta, e a quel punto l'unico difensore resta il cavallo, che verrà scacciato magari col pedone che andrà in G5. La partita prosegue, pedone per C4, qui magari la domanda potrebbe essere: beh, quale potrebbe essere la vostra mossa? Cosa fareste? In tanti risponderanno senz'altro cattura il pedone. In realtà il modo migliore è non catturarlo, perché non bisogna perdere tempo, e adesso che siamo già pronti ad attaccare il nostro avversario, abbiamo i pezzi ben disposti sul lato di re, non dobbiamo perdere tempo per essere materialisti.
Ok, in questo momento il piano del bianco è facile, è quello che proponevo prima, regina in H2 seguita da G5, il bianco vincerà. Allora il nero decide di creare un po' di tattica, che chiaramente la tattica è una risorsa importante per il giocatore che sta peggio, quindi sacrifica il suo cavallo per dare spazio all'altro cavallo che va in F6, chiaramente dando uno sguardo al pedone G4. Dal punto di vista materiale il nero ha catturato qualche pedone, quindi potrebbe anche essere un po' soddisfatto. Il problema è che la posizione crollerà. Adesso arriva G5, attacco il cavallo si sposta, torre H4 preparando torre H1, e qui le minacce sono tante e sono rapide, quindi questa è una posizione molto difficile. Magari qualcuno pensa cosa potrebbe accadere su cavallo per E3. E su cavallo per E3 ci sono due seguiti molto interessanti. Uno potrebbe essere questo: io con la torre catturo immediatamente H7, mossa forzata, do scacco, il re deve catturare, e a questo punto cerco di entrare con la donna. Nuovamente scacco, e se il re si spostasse in G7 scacco, il re torna indietro, a questo punto torre H1 minacciando scacco matto in H7, scacco matto in H8, quindi questa posizione sarebbe vinta. Chiaramente ci sono anche altre possibilità, perché il re potrebbe andare in G8 e torre H1, anche qui è una mossa risolutiva. Il dettaglio importante, adesso tornando indietro, è non catturare il cavallo, perché immaginiamo il bianco soddisfatto del proprio attacco, diventa materialista, recupera il pezzo e a questo punto perderà, perché alfiere per G5 cattura un pedone, ma in realtà come prima, come nell'altra variante, chiuderà la donna. E allora, tornando indietro, torre H4 è una mossa abbastanza forte, quindi F6 bisogna reagire da parte del nero. Torre H1 mossa logica, tutto contro H7, torre F7 difende, ma a questo punto arriva un'altra mossa veramente bella e originale, cavallo F5. Cavallo F5 la definisco una mossa geniale per due motivi. Il primo, che chiaramente toglie la comunicazione tra alfiere C8 difensore del cavallo, quindi io da bianco nei peggiori dei casi catturo il cavallo. La seconda è che il problema reale del nero è che spostate il cavallo permetterà il terzo attaccante in H2, quindi la regina bianca è pronta ad andare in H2. Infatti la partita va proprio così: cavallo per E3, donna H2, e qui il nero si arrende. Vediamo un po' come potrebbe proseguire, perché se l'attacco su H7 diciamo che potrebbe arrivare donna G8. Il problema è che qui, dato che ci sono due difensori, al bianco non resta altro che eliminare uno dei due difensori, quindi potrebbe seguire cavallo H6, attacco donna, attacco torre, la donna si sposta, a questo punto dopo cavallo per F7 scacco al re, e quando lui mi ricattura, o anche se non mi catturasse, è un po' lo stesso, torre per H7 risulterà essere vincente. Questa configurazione è molto forte e si chiama cannone di Aliekin, forse qualcuno aveva già sentito questo nome, comunque è una configurazione in attacco abbastanza forte. Ok, rivediamo la partita dall'inizio. Quindi è stata questa apertura di 4 fino a qui, tutto abbastanza normale. A6 la scelta del nero, ma il bianco non si tira indietro e inizia a conquistare spazio. Quindi a questo punto il bianco decide di impostare il suo gioco come se fosse un'apertura con arrocchi contrapposti, perché chiaramente deciderà di arroccare lungo prima o poi. Per come va la partita non è necessario arroccare lungo, o meglio si può temporeggiare, infatti la partita è andata proprio così. E a questo punto la spinta del pedone H abbiamo detto che è molto forte, perché l'idea è aprire la colonna H, torre. La torre aprirà il proprio percorso contro il re del nero, quindi la partita prosegue in questo modo. E adesso che la colonna H è diventata una colonna semi aperta, perché ancora c'è un pedone avversario, e chiaramente sarà molto facile aprirla, perché prima o poi arriverà G4 e non resta altro che arroccare lungo. Quindi la partita continua in questo modo. Dicevo prima, non c'è strategia migliore che cercare un po' di complicazioni, soprattutto quando riconosciamo di avere una posizione inferiore, e allora per questo motivo arriva il sacrificio in G4, quindi cavallo F6, G5, e adesso la combinazione vincente, raddoppio sulla colonna H, e torre F7, cavallo F5, che dicevo prima, mossa notevole, geniale. L'idea è togliere la comunicazione tra alfiere e cavallo, quindi essere pronti a giocare donna H2. E infatti dopo cavallo per H3 arriva donna H2 e il grande maestro Bayon abbandona. E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni.
e poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!